Dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri cardiorespiratori e metabolici, la stabilità anche delle condizioni cliniche generali e la stessa stabilità del quadro neurologico hanno consentito il trasferimento del campione in un centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale. Alex Zanardi ha lasciato l'ospedale di Siena, dove era ricoverato dallo scorso 19 giugno, per essere trasferito in un centro di riabilitazione d'eccellenza in provincia di Lecco. A Noventa Padovana la notizia ha acceso la speranza per le condizioni del campione bolognese padovano d'adozione dopo il terribile incidente sulla sua handbike nel quale è rimasto coinvolto. I numerosi fan di concittadini si stringono alla famiglia nella speranza che il campione possa riprendersi. Un grande atleta, dicono in molti a Noventa, ma soprattutto una persona davvero speciale, in grado di lasciare il segno ovunque si trovi, un affetto testimoniato dalle parole dei sanitari che si sono presi cura di lui nell'ultimo mese. Alex Zanardi non è solo un atleta, è un esempio di vita, è un esempio per tutti noi, cosiddetti normali, che abbiamo con interesse il nostro corpo, che viviamo ogni giorno di fronte a mille difficoltà. Zanardi ci dice, ci ricorda ogni momento che la vita è qualcosa che vale davvero la pena di essere vissuta. Auguriamo a lui davvero un percorso di neuroriabilitazione che lo porti a ritrovare davvero le sue caratteristiche non solo di atleta ma soprattutto di uomo. Quindi un grazie e un augurio davvero straordinario. Forza Alex, ci siamo ancora.